do il benvenuto a tutti questa sera e un benvenuto particolare alla professoressa Irene Favaretto, che siamo felicissimi di avere con noi questa sera come relatrice. Presentare la professoressa Irene Favaretto è una cosa che a me imbarazza molto e credo anche che sia del tutto pleonastico, perché mi pare che a Venezia e fuori Venezia sia la nostra Irene Favaretto ampiamente conosciuta. È stata professore ordinario di storia dell'archeologia all'Università di Padova, prorettore con la delega alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio dell'Università di Padova, e in quel di Venezia ricopre una quantità di incarichi di altissimo livello, dall'Ateneo Veneto per cominciare, all'Istituto Veneto, alla Querini Stampaglia, e credo sia molto anche importante ricordare che è presidente dell'Università della Terza Età, cosa che conduce ormai da molti anni sempre con grandissimo successo. Il profilo scientifico della professoressa Favaretto è ampiamente noto a tutti, ha al suo attivo più di 200 pubblicazioni fra monografie ed articoli, e di particolare importanza e di interesse è il filone che persegue da molti anni, che è quello del collezionismo veneziano e dello studio delle antichità nelle collezioni veneziane e nella Serenissima in generale. Questa sera pendiamo dalle sue labbra per sentire cosa ci racconterà del ricordo dell'antico nell'ambito dei mosaici di San Marco. Grazie mille e siamo ad ascoltare. Buonasera a tutti e grazie a Margherita Tirelli per questa sua presentazione così elogiativa. Una cosa si è dimenticata, che è quella più importante forse per questa sera, e che per quasi 16 anni sono stata procuratore di San Marco ed è per quello che sono qui. La prima cosa che volevo dire, e mi scuso perché veramente la cosa, anzi, per un veneziano direi la cosa più importante. Anzi, mi serve molto perché credo di essere una delle poche privilegiate, perché io ho potuto godermi questi quasi 16 anni. Notate che la carica dovrebbe avere una durata di 3 anni, per cui ho cambiato anche 3 patriarchi. Patriarca c'è, patriarca Scola, col patriarca Morale, il quale ha deciso che 16 anni per noi, per tutto il gruppo dei procuratori, erano più che sufficiente. E perciò, però io intanto mi sono fatta un bagaglio di conoscenza e la possibilità di girare per San Marco vi assicuro che è una cosa incredibile, soprattutto nelle ore di mattina, quando riuscivo ad andare abbastanza presto. Il mio presto era verso le 9, sapete che non crediate, però i canonici avevano finito di dire le lodi del mattino, i custodi si stavano preparando ad aprire le porte, ma era ancora penombra, e vi assicuro che quello è un incanto che io auguro a tutti di poter godere, perché San Marco è incredibile in tutti i suoi aspetti. Qualcosa posso farvi vedere, anche se sempre è troppo poco. È troppo poco, perché quest'oro che poi si smaterializza quando cominciano a accendersi le luci o filtrare quel po' di luce. Io non so come potessero vederli una volta, che adesso c'è questa illuminazione. Il primo procuratore mi ha detto che hanno fatto una prova in una cupola di un nuovo tipo di illuminazione, dice che viene una cosa spettacolare. Però io mi chiedo, una volta queste luci non le vedevano, perché più che forse delle candele e forse in qualche caso anche delle torce per guardare meglio, non avevano, ma vi assicuro che insomma, vedere San Marco. Allora io sono un'archeologo classica, come giustamente ha detto Margherita Tirelli, per cui in teoria io con San Marco dovrei tenermi a doveroso rispetto, perché però proprio la curiosità dell'archeologa classica
ha fatto sì che pian piano, guardate che questo è un lavoro di anni in cui io soprattutto ho ascoltato quel gruppo di studiosi che insieme a me facevamo capo all'archivio, alla biblioteca della Procuratoria, in particolare Monsignor Niero, che sapeva tutto, e sapeva tutto in un modo straordinario, perché era un misto di quello che ci insegnava, perché ogni tanto veniva su a parlarci, e a me e alla carissima amica che purtroppo se n'è andata, Maria da Villa Urbani, e con la quale condividevamo anche tanti lavori, quaderni che abbiamo fatto e tante altre cose, ma io ho imparato ascoltando, non mi sono mai messa tanto a studiare, ho studiato queste cose che vi racconto questa sera e forse anche tante altre, però non ho preteso di trasformarmi in una studiosa di San Marco, perché vi assicuro che è una cosa difficilissima, ci vogliono anni per capirla, perché è un misto di tutto. Ho conosciuto bizantinisti, medievisti, storici dell'arte appunto bizantina. Sapere tutto insieme non è facile, perché bisognerebbe anche conoscere cosa è successo in questa chiesa, che voi sapete che era la cappella dogale, non era la basilica come oggi la nostra, diciamo, cattedrale, era la cappella dogale, e lo è stata da sempre, da quando è stata creata, fino alla caduta della Serenissima, 1797, data molto amara. E tutto questo però mi ha dato un piccolo spazio, uno spazio per me di cose, alcune molto note a tutti voi, che rivedremo velocemente, e poi anche qualcosa che forse non è male ripetere, che mi ha sempre molto colpito. Ecco, io vi posso dire le cose che mi hanno colpito, perché appunto ignorante come talpa, quando sono entrata come procuratore per volontà ancora di Feliciano Benvenuti allora, naturalmente con l'approvazione del cardinale C'è, del patriarca C'è, sono delle cose che mi hanno sempre molto colpito, ed è un libro, è un grande libro aperto, un libro in tutti i sensi, un libro anche che si legge, perché quel poco che vedremo, che vi posso far vedere, perché altrimenti, scusate, devo tenere d'occhio l'ora. Ogni tanto semmai ditemi che manca poco. Quanto durano di solito, Margherita? 3/4. E allora bisogna che io mi spicci e non mi... Ecco, allora per esempio è un libro aperto, perché poi ogni scena di mosaico, ogni particolare, c'è la sua scritta in latino, non è facile leggerla. Maria da Villa Urbani aveva raccolto tutte queste scritte che raccontano la scena, la raccontano anche in modo molto popolare, diciamo pure così, e seguendo, e poi tutto questo grande libro che parte dal Nartece con l'Antico Testamento e che si avvicina al Pantocrator, al grande Cristo nell'abside, con questo percorso che non è mai cambiato nel tempo, perché anche se un mosaico si deteriorava, veniva sostituito con un altro mosaico, ma con la stessa scena, perché lo scopo era quello di avvicinare il fedele partendo dal Nartece, dall'atrio, quando si entra dalla grande porta, e avvicinandosi, e c'è questa cortina di marmo che voi ricordate quando si entra, c'è questa grande cortina di marmo grigio che ti accompagna, e sopra a questo grande fascia di marmo grigio venato, sono dei marmi straordinari, non sto qua a raccontarveli, sopra ci sono i mosaici, sotto è la terra, noi siamo nella terra, sopra c'è il cielo che è rappresentato dai mosaici. E cos'è questo?
San Marco ti vuole accompagnare alla salvezza, cioè all'incontro con Cristo, con Cristo, con il Signore che sta là, il Pantocrator, che poi è cinquecentesco, perché anche quello è stato sostituito rispetto a uno più antico. San Marco è tutta una storia di incendi, di rovine, poi è stata rifatta tante volte. E allora cominciamo. Cos'è che ho scoperto io? Cioè che ho scoperto, per carità, che guardate, ve le ho messe così perché, ecco, perché questi motivi all'antica, perché queste rappresentazioni di un'antichità pagana così vivaci in Basilica? Intanto c'è da tenere presente una cosa, che dobbiamo metterci nei panni dei mosaicisti di allora e dei committenti, dei vari, quelli che disegnavano anche, che davano i mosaici da fare, anche se i mosaicisti facevano molto anche di testa loro, da quel che si vede, e perciò dobbiamo tornare indietro di 1000 anni, siamo nel 1100 fino al 1200, inizi del 1300, e perciò per loro l'antichità era più vicina. I grandi monumenti che loro conoscevano attraverso cosa? Attraverso i resoconti dei pellegrini in Terra Santa. Venezia è stata sempre testa di ponte non solo per noi veneziani o per quelli dei dintorni, ma anche per, diciamo, per tutta Europa, che arrivavano a Venezia perché? Perché sapevano di trovare delle galere che andavano verso la Terra Santa scortate, e che perciò, scortate da altre navi fortificate, non è il termine esatto ma non importa, e perciò per poter evitare il pericolo dei pirati. E guardate, adesso vediamo se io riesco, eccolo qua, ecco Venezia, il percorso segnato in blu è il percorso, anche questo ha un suo valore, che arrivava ad Alessandria, ricordiamoci Alessandria, a volte ci si inoltrava fino al Cairo, perché dopo lo vediamo, c'era oppure un altro percorso che conduceva direttamente in Terra Santa, cioè a Gerusalemme, e poi si inoltrava lungo la via della Seta e ci si trovava a Efeso, eccolo qua, Efeso, Rodi, vi dico questi nomi perché poi li ritroviamo molto presto. E poi su per di qua, volendo, della pianta successiva, che è una vecchia mappa, eccola qua, si arrivava fino a Costantinopoli. Ecco qua la grande, è una pianta un pochino complicata, ma comunque sapevano girare, e poi lungo la via della Seta si arrivava, sempre anche con delle puntate all'interno, per cui pellegrini e anche viaggiatori normali tornavano con un bagaglio di conoscenze, anche dei monumenti che erano meno in rovina di quello che noi sappiamo oggi, che era particolare, e questo anche abbiamo ancora oggi dei testi arabi che giravano per Venezia con dei disegni, e tutta questa massa di conoscenze serviva anche per diffondere le conoscenze di questo mondo, che era un mondo che era stato pagano perché era stato poi cristianizzato, e che perciò dava anche dei suggerimenti a questi mosaicisti che si apprestavano a disegnare questo grande tappeto musivo che copre completamente l'interno della basilica e in parte anche l'esterno. Alcuni di questi monumenti, chiamiamoli monumenti, sono sculture, in particolare sono sculture, le conosciamo e vi mostro quelle che conosciamo molto bene. Attenzione però, questi sono i veri cavalli, questo lo dico sempre perché ci ho passato 16 anni a dirlo. Questi cavalli sono spettacolari, sono
conservati nel museo. Quelli che voi vedete, mi raccomando, quelli che voi vedete sul loggiato della Basilica, io spero che lo sappiate tutti, sono delle brutte copie dei cavalli. Io ci ho messo tanto tempo fino a riuscire a capire, finalmente mi è stato detto, sì, hai ragione, i cavalli esterni sono più grossi, più pesanti, per cui hanno perso la linea di questi splendide bestie, sono viste da vicino uno resta immattonito, come si dice con un bel termine veneto, e anche guardandoli da vicino, ecco, quella è una vecchia fotografia quando i veri cavalli erano fuori. Adesso appunto vi sono quelle brutte coppie dorate, ma lo stesso sono brutte. E comunque sapete che questi cavalli hanno tra i tanti misteri che costellano l'archeologia, non solo classica, e cioè della loro cronologia. Variano tra il IV secolo a.C., perché c'è chi li attribuisce ancora alla tradizione lisippea, per cui siamo ancora nel IV secolo a.C., e adesso si tende invece a farli di età imperiale, anche imperiale tra secondo e terzo secolo dopo Cristo. Per cui pensate, io non li ho mai studiati, i cavalli, lascio che li studino gli altri perché tanto la datazione varia, varia di studioso in studioso. Un esempio, so che Luigi Sperti qualcosa deve aver accennato la volta scorsa, però ha detto anche, guarda che io dico che lo direi tu, però lui tende a portare avanti, cioè verso età imperiale. Settis per esempio li abbiamo visti insieme, ma ha detto no, questo è il IV secolo avanti Cristo di sicuro. Insomma, vedetevela voi, l'unica cosa che sappiamo è che sono straordinari, come doveva essere straordinaria, perché è una quadriga, il carro che portava chissà chi, o un imperatore o il dio Sole, e comunque a me fa piacere pensare che questa quadriga messa di fronte alla Basilica, se noi avessimo una visione fino in fondo, vedremmo il Pantocrator, per cui oppure San Marco che è in cima alla Basilica c'è San Marco, per cui in qualche modo riprendono la loro funzione di quadriga, di portare un vittorioso, ma di cui i cavalli voi li conoscete. Ecco, io voglio solo dirvi quanto belli siano. I cavalli fanno parte di quel bottino del 1204, della Quarta Crociata, dolorosa vittoria dei veneziani e dei crociati, dolorosa perché è stata una lotta fraterna, perché erano i bizantini dall'altra parte, non erano i turchi, per cui c'è stato, insomma è meglio non parlarne, tanto la storia si ripete e perciò ne sappiamo qualcosa. Però i cavalli e i tetrarchi, che adesso vi faccio vedere, eccoli qua, questi splendidi 4 personaggi che sono i tetrarchi forse della prima tetrarchia, e cioè gli imperatori Diocleziano, Massimiano e i 2 Cesari, Costanzo Cloro e Galerio. Siamo alla fine del 300, all'inizio del IV secolo, 303, e probabilmente è la prima tetrarchia, e vengono anche questi da Costantinopoli, dal bottino del 1204, sono in porfido, e anche questo ha un valore perché il porfido ha un colore rosso sangue, e intorno a questi spettacolari figure vi faccio vedere una cosa, ma la sto tirando un po' per le lunghe. Vedete questo piede in gesso? Il piede originale è nel museo di Costantinopoli, di Istanbul, scusate, e conferma la provenienza, perché c'era stato anche delle controversie sulla provenienza dei tetrarchi, e è stato trovato il piede nel secolo scorso, sì, nel Novecento, all'inizio del Novecento, da un archeologo tedesco,
credo la seconda metà del Novecento, perché io ho conosciuto la figlia, per cui e perciò la conferma che anche i tetrarchi vengono da quella parte di Costantinopoli che era la parte che era stata affidata a Venezia, per cui in teoria non sarebbero veramente dei furti, ma lascio a voi. E comunque bisognerebbe, la prossima volta, visto che sono cose nostre, la prossima volta andatele a guardare da vicino se riuscite a fendere la folla, o quando non c'è nessuno, perché sono spettacolari e sono molto ben conservati, tranne quel piede. E un'altra parte del bottino meno noto, ecco, forse questo è meno noto a voi, è la testa del cosiddetta gattamelata, che gattamelata non è una testa che è stata attribuita a un ritratto di Giustiniano primo, scusate, e anche questo in porfido, che è stato collocato nel loggiato. È qui, proprio qua. Se voi andate sul loggiato, il giorno in cui vi voglia di andare sul loggiato, andate proprio in fondo verso il bacino, e nell'angolo è stata collocata ancora da secoli la testa cosiddetta del gattamelata, in realtà un Giustiniano I. Perché gattamelata? Vediamo se riesco a dirvelo in fretta. Perché gattamelata, cioè Francesco Bussano da Gattamelata, che era un valoroso condottiero di Ventura al soldo di Venezia nel 400, è stato condannato al taglio della testa perché creduto infedele a Venezia, a torto, perché era innocente. Come allora, abitudine a dir poco macabra, la testa del giustiziato veniva appesa per qualche giorno in piazza San Marco. Perciò questa testa color rosso porfido, così come i tetrarchi che sono color rosso porfido, intorno a loro è dato tutto un leggendario popolare che parla di assassini, di ruberie, ci sono anche delle poesie che hanno fatto fiorire tutta una serie di leggende intorno a queste figure. Ecco perché sono state assorbite da Venezia, sono effettivamente l'orgoglio, la potenza, rappresentano la potenza, la gloria di Venezia vittoriosa sul nemico, e per quello la loro posizione sulla fronte della basilica, e i tetrarchi invece nell'angolo tra Muro del Tesoro e Porta della Carta. Un'altra cosa che vorrei che sentire, se tutti le conoscete, sono i due Ercoli sulla facciata della basilica. Li conoscete tutti? Tutti? Ecco. I due Ercoli, uno è, se questa è la facciata ovest ovviamente, una lastra è qua ed è una lastra del V-VI secolo d.C., però ancora di tradizione classica, come vedremo. L'altra che fa pendant è invece di età bizantina, è del XII, probabilmente XI secolo. Fanno parte di queste 6 lastre che raramente noi riusciamo a scorgere. Qui c'è l'Annunciazione, qui ci sono 2 santi guerrieri, e una parte viene da Costantinopoli, una parte è stata fatta a Venezia. Vediamoli, questo è quello ancora di tradizione classica. È un Ercole che sta compiendo la prima delle sue fatiche. La storia è che le varie divinità contrarie ad Ercole avevano convinto re Euristeo, che questo personaggio dentro la botte, ad affidare ad Ercole queste 12 fatiche. La prima consisteva nel vincere il feroce cinghiale d'Arimanto, zona del Peloponneso, e di portarlo a Euristeo. Euristeo prende spavento davanti a questa enorme bestia e si nasconde. Questo è un Ercole
proprio di tradizione classica. La sua iconografia risale ancora veramente a Lisippo, pare che sia stato lui l'inventore di questi motivi iconografici che poi si sono ripetuti, tant'è vero che li troviamo ancora nei sarcofagi romani, nei sarcofagi di età romana, di età imperiale. E vediamo Ercole, non ve lo sto a descrivere perché altrimenti, però guardatelo bene nella sua forma con la leontea annodata. Questa non faceva parte delle fatiche, il leone di Nemea, il feroce leone di Nemea, che lui ha vinto. E guardiamo invece quello di tradizione bizantina. Guardate, è la ripetizione in fondo dell'iconografia del precedente, ma è tutto diverso. È diverso nella forma ed è diverso nella sostanza ed è diverso nel significato. Guardate come quel piccolo mantello svolazzante, adesso io dovrei andare avanti e indietro, ma se no non arriviamo mai al punto, e sulla spalla tiene la vinta cerva di Cerinea, che era una cerva velocissima che Ercole ha rincorso per tutta Europa, pare anche attraversando il Veneto, e con il piede destro e sinistro pesta l'idra di Lerna, altra sua fatica. Perciò qui c'è una fatica doppia, però il significato è tutto diverso. Questo è un significato a carattere spirituale. Ercole, con la sua forza d'animo, col suo coraggio, con la sua pazienza, con il suo desiderio di arrivare anche con la forza dell'intelligenza a vincere queste prove che gli erano state date, per un complesso di cose, attraverso le letture anche delle metamorfosi di Ovidio moralizzate già all'inizio dell'anno 1000, era stato rappresentato come prefigurazione di Cristo. Per cui spesso Ercole, ma su questo si potrebbe fare un intero discorso, un'intera lezione, Ercole era stato ritenuto degno di essere presentato davanti alle chiese, sulle facciate e anche all'interno. Pensate a Pisa. A Pisa c'è un Ercole, ci sono due Ercoli, uno nel Battistero e un altro che non mi ricordo dov'era, e poi a Modena, nella chiesa di San Donnino. In Francia molto spesso si incontra Ercole, proprio per questa sua funzione, nonostante Dio pagano, e nonostante questo, proprio per anche la tragica fine che fece, e per cui fu reso degno di essere immortalato tra gli dei nell'Olimpo, è stato considerato una prefigurazione di Cristo. Ecco perché lo troviamo sulla facciata di San Marco. E cosa rappresenta qua? Lui che schiaccia il demonio, l'idra demonio, portando sulle spalle la cerva cirinite che rappresenta l'anima. Il Salmo 41 inizia: come la cerva anela al corso d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Signore. E perciò la cerva rappresenta in questo caso proprio l'anima del fedele salvato da questo Ercole, diciamo, divinizzato. Vedete qua quante cose ci sono in San Marco, quante cose da capire, quante cose che hanno qualcosa di diverso dall'apparenza. Però adesso andiamo avanti nelle cose più divertenti, e cioè qui siamo, c'è sulla sinistra la pianta della basilica, segnata in rosso è il nartece, l'atrio. In questo caso è il corridoio che conduce, in fondo c'è la Nicopeia, tanto è il corridoio settentrionale. Ecco, quello che a noi interessa, perché entriamo subito nel discorso, è il terzo cupolino. Sapete che è fatto tutto a cupolini, e qua c'è quello splendore di cosa che è il cupolino della Genesi. E qui invece a noi interessa questo cupolino che racconta le storie di Giuseppe Ebreo. Giuseppe Ebreo,
che per la sua bravura, per la sua astuzia, per la sua intelligenza aveva ottenuto l'amicizia del faraone. Noi lo vediamo in due, questo è uno dei 3 cupolini dedicati a San Giuseppe. Giuseppe Ebreo interessava molto anche per il legame con Alessandria e perciò con San Marco. Alessandria ricorre spesso e lo vedremo in San Marco, proprio perché è legato alle vicende che hanno visto San Marco arrivare ad Alessandria, essere poi tutti i suoi miracoli, il suo martirio e poi la sua partenza, adesso la vedremo tra poco, verso Venezia. Qui invece siamo Giuseppe Ebreo, che si trova davanti, e voi cosa vedete? Vedete qua, qui c'è Giuseppe, dietro alle spalle di Giuseppe cosa vedete? Le piramidi. Eccole qua. Le piramidi, le 3 piramidi di Giza. Vabbè, il mosaicista è lasciamoci un pizzico di fantasia. Eccole qua, la fantasia è in queste aperture. E dietro voi scorgete addirittura delle piramidi a gradoni che sono quelle di Saqqara. Per cui vedete come i mosaicisti, comunque quelli che disegnavano questo grande tappeto musivo, in Artece è stato aggiunto un po' dopo, agli inizi del 1300, però sempre con questo scopo di rappresentare anche il racconto biblico nell'Artece dell'Antico Testamento, e poi il Nuovo Testamento è in basilica all'interno. Ecco, guardate, adesso ve li faccio vedere da vicino, eccolo qua. Qui è il momento, sapete, della storia di Giuseppe che negli anni di grande abbondanza ammassa negli orre a Egipti il grano. Qui si vede che stanno riempiendo questi orrea, questi granai, che invece sono la rappresentazione delle piramidi. E poi nel seguente invece Giuseppe che vende, ecco la sua astuzia, dopo gli anni di abbondanza sono venuti gli anni di carestia e Giuseppe ordina di vendere quel grano che era stato ammassato, lo venderà anche ai suoi fratelli e poi tutta la storia, il riconoscimento eccetera. Però quello che a me interessa e che volevo trasmettere a voi è questa precisione, quasi precisione con un pizzico di fantasia della rappresentazione delle piramidi, le 3 piramidi di Giza e la piramide di Saqqara. Qui le vedete molto bene, anche la loro forma, e dietro le piramidi a gradoni, che sono quelle più antiche, che oltretutto fanno parte anche delle 7 meraviglie del mondo antico, di cui poi riparleremo perché ne troviamo altre 2. E parlavo di Alessandria e perciò San Marco con tutte le sue vicende così note, così amate a Venezia, e questo legame indissolubile che continua ancora fino a oggi, sapete, perché durante il bel periodo in cui sono stata procuratore, una reliquia di San Marco è stata richiesta dai copti d'Egitto, di Alessandria, è stata portata in grande pompa magna ad Alessandria, per cui questo legame molto stretto nel nome di San Marco. E San Marco compare dappertutto, ma non voglio farvi vedere San Marco, anche San Marco per carità, ma qualcosa che nelle scene con San Marco c'è sempre, ed è il faro d'Alessandria, che è come una sorta di genius loci, di nume tutelare. Lo vediamo, l'avremmo potuto vedere nella lunetta a destra del portale maggiore se questa non fosse stata colpito da un incendio. Però Gentile Bellini nel
1496, e dipinse una tela che è alle Gallerie dell'Accademia, riproducendo prima dell'incendio perciò proprio i mosaici che poi andarono distrutti, che sono queste due lunette qua. E qui adesso vi faccio vedere il particolare. Eccolo qua, rappresenta il faro d'Alessandria. Qui c'è la partenza del corpo di San Marco verso Venezia. Le vele vedete che sono piene di vento dalla parte di sinistra, per cui è una partenza. E allora è una scena molto divertente, ci sono i turchi che stanno forse brontolando perché dice cosa succede, e i due che noi conosciamo per nome fin dalle elementari, vediamo se me le ricordo, Bono li confondo, da Malamocco e Rustico da Torcello, viceversa, che invece avevano studiato uno stratagemma, cioè di coprire i resti di San Marco con delle pelli di porco invise ai turchi e agli ottomani, e che perciò non osarono approfondire il contenuto della barca, e così la barca poté veleggiare verso Venezia. Su tutto molto benevolo. Il faro d'Alessandria, siamo nel III secolo, all'inizio del III secolo a.C., è un'opera di età ellenistica sotto Tolomeo II, è un'opera straordinaria, si chiama Faro ed è il primo faro in assoluto che esista, perché è stato inventato proprio per innalzare un fuoco che potesse illuminare la notte oppure anche le giornate tempestose e permettere un approdo sicuro nel porto di Alessandria. Questo è il faro che poi ha dato nome a tutti i fari che noi conosciamo, si chiamano fari perché questo si chiamava faro, e la forma è proprio questa, sapete, è proprio questa, e perciò il faro d'Alessandria è stato distrutto definitivamente solamente alla fine del 1300, all'inizio del 1400, per cui lo si conosceva, per carità era in rovina, era mezzo crollato, terremoti, però la forma del faro la si conosceva, ci sono ancora adesso delle pietre che segnalano la zona dove cresceva il faro, adesso il faro non c'è più ovviamente. E poi il faro lo ritroviamo in altre storie di San Marco, nella Cappella Zen, sulla volta che era il vecchio ingresso, e questa è una scena, scusate perché io vedo l'altra scena ma voi no, eccola qui, col faro che è molto simile a quello che abbiamo appena visto, che è molto simile perché è molto simile anche nelle monete di età imperiale romana. E qui invece guardate la bellezza, e su questo non mi posso soffermare perché è la bellezza della barca, della vela e poi della scritta. Ecco qua si comincia a leggere che San Marco arriva vi do il riassunto, arriva ad Alessandria, incontra Aniano, scusate, il calzolaio che gli aggiusta il sandalo, però era malato e San Marco compie il suo primo. Vedete che qui c'è scritto Alessandria, per cui anche se volessimo non potremmo sbagliarci, questa è la città di Alessandria, e qui c'è San Marco e qui c'è il calzolaio e qui devo tornare indietro, e sempre con questo aspetto presente, sempre presente, il faro che a un certo punto cambia aspetto perché gli ottomani lo trasformano in moschea e allora ci mettono una calotta in cima, non c'è più il fuoco, c'è la Quba, che è la tipica Quba dei musulmani. E il faro poi lo ritroviamo tantissime volte in San Marco e è molto simile, anche se noi guardiamo le monete di età
da Commodo a Diocleziano, per cui le monete coniate nella zecca di Alessandria riportano il faro, e il faro, con queste sue 3 sovrapposizioni di edifici, è sempre più o meno lo stesso. Lo ritroviamo ancora col fuoco nella cantoria di sinistra, sono i mosaici più vecchi. Qui ancora c'è il faro rappresentato col fuoco in cima, e qui c'è una prima fase del martirio di San Marco. Guardate il fondo d'oro che però fa risaltare le figure. Qui ci sono i 2 crudeli che lo stanno strangolando, però non riusciranno a strangolarlo, e qua c'è scritto San Marcus, e qui Suffucavit, e poi Remisit, e poi ancora sempre vicino alla cantoria, sempre tra i più mosaici del 1100, i più vecchi, ancora San Marco col suo Vangelo in mano, qui ancora il faro col fuoco in cima, e qui San Marco che è deposto nel sepolcro. Ecco, ve ne sono degli altri, adesso non ve li ho elencati tutti, ma cercando in giro per la basilica e soprattutto guardando le storie di San Marco, il faro c'è sempre, è una presenza che continua ad esserci, come appunto è quello che l'ha accolto nel suo arrivo ad Alessandria e l'ha accompagnato, quasi salutato, beneaugurante, nel suo viaggio verso Venezia. C'è anche un faro un po' curioso, nella cappella di Sant'Isidoro. Sant'Isidoro è un santo militare a cui è stato dedicato, perché il suo corpo è sepolto a Venezia nella cappella omonima, che è la cappella a sinistra della Nicopeia, è quella che oggi ci si va, credo perlomeno fino a poco tempo fa, solamente per la preghiera, e che ha dei mosaici. Adesso è stata restaurata e purtroppo le mie fotografie risalgono a prima dei restauri. Guardate la bellezza di questi colori, guardate la bellezza di questi mosaici. Siamo all'inizio del 1300, sono tra i più recenti. Guardate questa barca e le vele spiegate. Qui c'è Sant'Isidoro, come è scritto, col suo amico, che non mi ricordo mai come si chiama, Amenio, una cosa del genere. Qui c'è Sant'Isidoro, qui c'è il faro di Alessandria che saluta la partenza di questo santo militare e che va verso Chio. Ecco scritto Chio, qui sono le mura di Chio, dell'isola di Chio, e Sant'Isidoro per prima incontra 3 prostitute con delle vesti spettacolari, con dei colori, con dei ricami, come del resto ricamate anche il manto di Sant'Isidoro, del suo compagno, e queste 3 prostitute per prima cosa vengono cristianizzate, convertite da Sant'Isidoro. Ma il faro, c'è un faro un po' curioso, un faro pieno di aperture. Guardate che belle le onde, e la barca, e la vela, e le 3 vele, o 2 vele. È una sinfonia di colori in cui uno non può che immergersi e restare veramente solo, non so, senza parole. E ancora una volta un'altra moneta tardoromana che rappresenta questo faro, che vi ripeto è rimasto abbastanza integro fino al 1300, all'inizio del 1400, quando un ultimo terremoto l'ha proprio definitivamente distrutto, per cui era noto i suoi disegni. Io li ho visti, i disegni di quell'epoca in testi arabi, di cui ovviamente non capivo niente, però ce ne sono anche delle copie in marciana. E poi si continua a riprodurre nelle storie di San Marco. Il faro c'è sempre, anche nella pala feriale. Nella pala feriale in questo momento, scusate, ma
tutta memoria proprio non lo so, di Paolo Veneziano, insieme ai figli. Questa pala è conservata in museo, nel Museo Marciano. Eccolo qui, la storia di San Marco, del calzolaio, e dietro di lui sempre il faro. Assume un aspetto un po' diverso, ma è riconoscibile come tale. Poi anche negli arazzi di San Marco, che sono posteriori, ancora più recenti, in cui invece il faro assume una forma che sembra quasi una torta a 3 piani. Però sapete, questi motivi del faro, facendo parte di quelle 7 meraviglie del mondo, di cui si conosceva già in età ellenistica, e poi sono stati ripetuti nel Medioevo e poi sono stati ripresi proprio nel Medioevo, e hanno suggerito tanti motivi agli artisti fino al Cinquecento, naturalmente cambiavano molto spesso aspetto. Io, se volete, ve li dico quali sono le 7 meraviglie del mondo, è un po' ricordarseli come i 7 nani, però le più antiche sono le piramidi, poi vengono i giardini pensili di Babilonia, poi viene lo Zeus di Olimpia, poi il mausoleo di Alicarnasso, me ne sono dimenticata in mezzo uno, poi c'è il Colosso di Rodi, il Faro di Alessandria, e il mausoleo di Alicarnasso l'ho detto, e l'Artemision di Efeso. Per carità, mi sono dimenticato uno dei più importanti, cioè il grande tempio di Artemide, che adesso vedremo, perché c'è anche il tempio di Artemide di Efeso a San Marco, ed è una cosa molto curiosa. Ecco, dov'è il tempio di Artemide ad Efeso e perché c'è? C'è perché c'è il cupolino di San Giovanni Evangelista. Eccolo qua, il cupolino, che è proprio vicino alla Nicopeia. Qui ce l'ho in 2, ma a noi interessa questa scena qua. E queste storie di San Giovanni sono tratte da una vita apocrifa, in cui il santo fa tanti miracoli, di cui però non sono stati accettati, soprattutto direi questo, e cioè, eccolo qua. È la storia del Tempio di Efeso. Il Tempio di Artemide ad Efeso era uno dei tempi ionici più grandi del mondo antico, in stile ionico, di una bellezza strepitosa, una cosa enorme, una selva di colonne, come si usava sulla costa ionica. Questi templi li facevano enormi, decorati in modo splendido, eccezionale, erano veramente, e sono, perché per fortuna dei resti sono rimasti, lì poco, in giro per i musei molto. La scena riporta sulla sinistra San Giovanni, che, ecco, guardate anche questo. In San Marco osservate un'altra cosa, quando guardate soprattutto la cupola della Pentecoste, come i mosaicisti hanno saputo adattarsi, anche evidentemente con conoscenze offerteli da viaggiatori, anche alle vesti, ai costumi di quei popoli che gli apostoli, che sono andati cristianizzando le varie parti del mondo di allora, incontravano. Per cui qui in questo caso siamo in Asia Minore, le vesti sono anche ancora abbastanza simili a quelle dei greco-romani, quali era San Giovanni, e la scritta è Templum Diane, sono scritte sempre molto velocizzate, diciamo, come sempre i romani, i latini, e i mosaicisti di San Marco hanno seguito questa tradizione. E qui vediamo che San Giovanni solleva la mano destra in preghiera e il tempio, sotto la forza della sua preghiera, scoppia in tutto. Veramente, non so se riuscite ad osservare, qui c'è anche il simulacro della Dea, dai lunghi capelli, che anche quella, ecco, questa è la parte rimasta delle sue gambe, e qua il torso che cade rovinosamente al suolo, e stupiti gli abitanti del luogo guardano un po' arrabbiati
e un po' poi si convertiranno, ma è molto curioso anche di vedere che tutto sommato i capitelli sono ionici, come ionico era il grande tempio. Eccolo qua, sulla sinistra in alto una sua ricostruzione, delle monete che lo riproducono, della zecca di Efeso, e sotto vediamo quello che resta oggi, perché purtroppo il tempio di Diana ha cominciato a sprofondare in un acquitrino che già abbastanza presto si è formato. Il tempio di Diana, scusate, è del VI secolo a.C., ce ne sono due fasi. È sprofondato in questo acquitrino che si stava formando. Efeso non è lontano dal mare, il mare prendeva sempre più spazio e i resti del tempio di Efeso sprofondarono nel terreno. Poi alla fine dell'Ottocento molte cose vennero scoperte, e tra questi dei strepitosi capitelli anche decorati alla base, qui non ne ho, ma insomma erano decorati anche alla base con delle sculture addirittura attribuite a Scopas nella fase del IV secolo del Tempio, a due fasi, VI e IV secolo, e guardate la bellezza di questi capitelli, enormi capitelli, perché tutto è enorme nella Ionia, nella costa dell'Asia Minore, e in mezzo c'è il simulacro della dea Artemide, che è con un aspetto tipico della costa, che è proprio la dea della fertilità. E perciò vedete che a San Marco, volendo, ma senza la volontà di averlo fatto appositamente, ci sono tre delle grandi meraviglie del mondo antico. Ci avviciniamo alla fine e ho ancora un po' di tempo? Sì. Il mondo pagano, dunque, il mondo pagano che viene abbattuto dal cristianesimo. E allora perché non far vedere l'abbattimento degli idoli? E qui nell'arcone vicino alla cupola della Pentecoste troviamo tre episodi che varrebbe la pena di guardare bene, tanto perché sono proprio bellissimi. Dunque, qui si assiste Mars ruit, anguis habit, insomma qui si assiste a San Filippo apostolo, che poi morirà a Hierapolis, c'è anche scritto, che abbatte. San Filippo è al centro con la sua veste greco-romana, perciò composta dal palio, un mantello, manto sovrastante e sandali, e invece è nella Scizia, perché questi sono gli Sciti. Guardate le vesti degli Sciti, di queste tuniche sopra ai calzoni, con queste specie di calzari, stivali, perciò anche l'attenzione, e poi questi copricapi. E qui c'è il simulacro di Marte, lo potete riconoscere, adesso vi farò vedere i particolari, ma intanto vediamo tutta la scena. E Marte con la sua lancia, il suo scudo, il suo elmo, che è qui davanti l'orrido serpente demonio, drago demonio, che poi se ne va perché sempre sotto la preghiera di San Filippo, e la bellissima colonna, una specie di colonna tortile avvolta in una decorazione vegetale, con questo bel capitello che vorrebbe essere un capitello corinzio con la sua base, perciò c'è anche la volontà di rispettare certi stilemi degli stili antichi. Vediamo bene Marte col suo scudo, col suo elmo, con la sua lancia, vediamo
il drago demonio, e vediamo gli sciti che lo stanno tirando giù perché sono già stati convertiti. Vedete qui altri sciti in ginocchio che pregano, e perciò questa è una scena. Mars, vedete la scritta, per cui anche se noi non volessimo, non capissimo niente, ci soccorre la scritta: Mars ruit anguis, cioè questo il serpente drago, habit, se ne va. Però poi ci sono altri due santi, altri due apostoli, scusate, Simone Zelota e Giuda di Taddeo, non Giuda il traditore. Eccoli qua. Questi due sono impegnati, mi pare prima Simone e poi Simone Zelota e Giuda di Taddeo, sono impegnati anche questo, abbattere gli idoli in questo caso del sole, e qui c'è sempre il San Simone che alza la mano destra in preghiera, e su c'è il carro del sole, adesso lo vediamo che nel particolare, ma prima lo vediamo nella scena generale, col demonio che cerca di tenerlo in cima a questa bellissima colonna. Ce ne sono, sapete, di queste colonne fatte così, colonne antiche, fatte diciamo a rocchi. Eccolo qua il particolare, guardate com'è bello. Il demonio è orrendo per conto suo, coi denti, digrigna i denti, con le ali, e che sta cercando di tirare perché non caschi. Questo è il sole con la sua corona di luce, Apollo, Helios, e guardate la biga di due cavalli rossi, e il sole cerca di trattenerli con la frusta, e la veste svolazzante e le ruote. È una cosa incredibile di bellezza, e sempre con questo sfondo dorato. Se vi siete chiesti perché ogni tanto di queste tessere nere, perché altrimenti il fondo dorato sarebbe troppo rilucente, assorbirebbe il disegno, assorbirebbe l'immagine, mentre così è più meno lucente, più pacato. Ma è bellissima la scena, come è bella anche quella successiva di Giuda di Taddeo, appunto da non confondersi con Giuda il traditore. E qui invece è la luna. Qui Giuda, che sempre con la mano destra alzata invoca il Signore di abbattere l'idolo della luna, la luna che poi sarebbe Artemide, cioè la sorella. Ah no, questo è ancora il sole. Allora torniamo dalla luna, eccola qua, la statua di Luna. Luna, guardate com'è gentile questa signorina Luna, con le vesti svolazzanti, col corno lunare in testa, con queste vesti un po' da dama medievale, diciamo, pure, con la sua biga, col cavallo bianco e un cavallo nero, l'orrido diavolo che sta tentando di trattenerlo, e anche qua un bellissimo capitello corinzio, perché il capitello corinzio, come sapete, sono tutti molto diversi tra loro, anche quelli autentici romani, e traggono la loro origine ancora dal mondo greco, ancora dal V secolo a.C., e trae l'origine da dei cespi fioriti. E infatti tutti i capitelli corinzi sono diversi perché ripropongono sempre dei motivi vegetali stilizzati, magari trasposti in pietra. E qua c'è questa scena, e una scena simile. Con questa concludo e attendo eventualmente vostre richieste nella Pala d'Oro, perché c'è un motivo negli smalti laterali di San Marco. Stavolta siamo tornati a San Marco, che sulla porta di una città, può darsi che sia Alessandria, abbatte ancora una volta Marte. Ce l'avevano con Marte, di un Marte che si vede benissimo, anche lui con la sua bellissima, questo è tutto uno smalto,
con la sua bellissima colonna, col suo capitello e con la figurina di Marte che sta perdendo lo scudo, la lancia, c'ha però il suo elmo e la figura bellissima, ieratica di San Marco che con la preghiera fa cadere questo idolo pagano. Tante altre cose, sapete, si potrebbero dire, perché per esempio una delle mie ultime per modo di dire scoperte è che tanto non lo si vede dal basso, in cima all'ambone di sinistra, quella della lettura del Vangelo, c'è un altro Ercole. E vedete, c'è un Ercole anche dentro la chiesa, un Ercole porta croce, pensate. Perciò quello che vi ho detto, che vi ripeto, bisognerebbe raccontarvi per una lezione, forse anche per 2 o 3, perché è strano, gli altri dei sono stati tutti abbattuti, rinnegati, ma invece Ercole, proprio per il suo percorso di vita così difficile, così anche avventuroso, ma così anche paziente, pieno anche di forza intelligente, ecco, la forza intelligente, le sue non sono mai state brutali, sono sempre state, le sue fatiche le ha vinte anche con l'intelligenza, con la pazienza, tutte virtù che sono state poi riconosciute come simili a quelle a quelle di Cristo. Ecco, qua in cima, anche se tirate gli occhi non è che si veda tanto, c'è questa, non l'ho portata perché sennò il discorso sarebbe troppo lungo, questo Ercole che si appoggia alle spalle a una sorta di Ercolessa, di figura femminile che è la forza, la fortitudo, rappresenta la fortitudo e che è un Ercole diventato femminile, piuttosto pesante. E quello che è curioso, e con questo concludo per adesso, che questa fortitudo la dovette vedere Giotto. Io sono sicura che l'ha vista questa figura, perché in uno dei monocromi della Cappella degli Scrovegni, quando nella fascia che corre ad altezza d'uomo ci sono le virtù, c'è la fortitudo è rappresentata come una specie di Ercolessa, una donna con la clava, con la leontea, addirittura la pelle di leone. Per me, non lo so se sia una cosa da prendere in considerazione o no, aveva visto anche questo Ercole, che è molto più antico, questo Ercole di San Marco. Ve ne sono tanti altri che adesso non vi sto a raccontare, ma per dirvi che il mondo pagano, che in fondo era più vicino che a noi, perché in fondo l'impero romano non era caduto da molti secoli, l'impero romano d'Oriente, e molti monumenti ce n'erano ancora tanti anche a Roma, meno distrutti di quello che poi è stata le grandi distruzioni che sono state fatte. Ecco, questo in San Marco l'eco di questo mondo antico, mondo pagano, che andava distrutto sì, ma che in fondo certi valori li manteneva, e anche come bellezza, come segno. Tutto sommato valeva la pena di riportarlo, di anche ricrearlo in mezzo ai mosaici che raccontano la vita di Cristo, la vita dei santi e la vita della Madonna. Grazie. Attendo domande, se posso rispondere sempre. Grazie mille intanto professoressa, una lezione splendida. Grazie.
Una curiosità che ho sempre avuto: chi ha deciso di mettere i cavalli di San Marco su quella posizione? C'è un documento? Sì. Dunque, sono arrivati da Costantinopoli, su quello non ci piove sopra, si pensa dall'area del circo, e sono arrivati a Venezia e si è cominciato a pensare dove li mettiamo. Intanto sono andati a finire in Arsenale. Ci sono quelle malelingue dei fiorentini che dicevano che i veneziani avevano deciso di fonderli. I fiorentini saranno delle malelingue, ma purtroppo molte cose, molti bronzi provenienti da Costantinopoli sono stati fusi, e anche belli. Pensa che ti pensa, pensavano di metterli dove c'era San Gimignano, e pensa che ti ripensa, e poi hanno finito col collocarli, ma c'è voluto un gran dibattimento, col collocarli sulla fronte della basilica. D'altra parte era un segno, sapete, queste città come Genova, del resto, come altre città, volevano dare una dimostrazione di forza, di potenza, di ricchezza, esporre le proprie spoglie, perché queste sono spoglie di vittoria. Lasciamo perdere quello che c'era dietro questa vittoria, però i 4 cavalli potevano ben rappresentare, capivano che erano splendidi, tant'è vero, quello che non ho detto, che sono diventati un po' anche un motivo di paragone equino per tanti artisti. Pensate al Colleoni, tanto del Verrocchio, tanto per dirne uno, ma tra Bronzetti, tra altri anche in pittura, i cavalli di San Marco ce ne sono un'infinità, proprio perché sono diventati un po' il prototipo del bel cavallo, perché cavallo di bronzo l'antichità ne ha sfornati tanti, e alcuni ci sono rimasti. Sapete, io sono un'archeologa classica, per cui parlare a me di bellezza del mondo antico ingrasso. Grazie mille, prof. E perciò sono finiti sulla fronte della basilica, e poi sono stati restaurati nel secolo scorso, e poi c'è stato il dibattimento: li lasciamo fuori, si potrebbe lasciarli fuori, pur pulendoli ogni anno da quello che può aver portato l'atmosfera, e poi hanno deciso di ricoverarli all'interno, secondo me sbagliando, e mettendo queste brutte coppie fuori. Queste brutte coppie sono brutte perché danno una falsa impressione della bellezza dei cavalli, perché quando uno vede i cavalli originali capisce cos'è la forma classica, mentre quelli che sono fuori me l'hanno detto dopo, che l'hanno fatto apposta: ingrassa un po' questo, diminuisci un po' quello, perché si differenziassero dai 4 cavalli originali. Non ho capito il perché, non lo so. Allora, grazie di tutto. Tra le tante curiosità ne scelgo una, va bene, anche perché il tempo non è, come al solito, è tiranno, vero? La lastra che rappresenta Alessandro Magno, sì, in salita, certo, nella parte settentrionale. certo. Mi interessa sapere il motivo, perché, se c'è un collegamento con la storia di Venezia e con la sua visione. Con la storia di Venezia non credo, non lo so, non si è mai detto. Comunque Alessandro Magno è elevato per aere, è quella, per chi non se lo ricorda, è quella lastra che c'è sulla fronte settentrionale, quella verso Venini, diciamo. E dunque Alessandro Magno è stato un personaggio straordinario, che di straordinario dire poco, perché è riuscito a mettere insieme da solo, giovanissimo, un impero enorme, e perciò è diventato una leggenda molto presto, e molto presto dopo la sua morte è diventato appunto leggenda, e ha dato origine a leggende, e una data imprecisata, che non so ancora se nel primo millennio o nel primo medioevo, ha dato origine, no, ancora nel primo millennio, a questo romanzo di Alessandro,
che è bellissimo, proprio un romanzo in cui racconta le vicende strabilianti, fantasiose, una specie di Harry Potter, di Alessandro Magno, che a un certo punto ha deciso di andare verso il cielo e di scendere negli abissi. Quello degli abissi non me lo ricordo bene come ha fatto. Per ascendere verso il cielo ha studiato questo sistema, si è fornito di un sedile, di 2 grifoni, che lui teneva bene così, e poi lui con 2 pertiche sopra i grifoni teneva 2 animali che non mi ricordo quali fossero, poi variano naturalmente, perché come la lastra che c'è lì ce ne sono tanti di rilievi. Allora i grifoni, volendo mangiare queste bestie, continuavano a arrampicarsi e allora Alessandro si elevava sempre più verso il cielo. È così, è il romanzo di Alessandro. E poi è andato anche negli abissi. Negli abissi non mi ricordo come ci è andato, bisognerebbe leggerlo perché è molto bello il romanzo di Alessandro, è pubblicato anche in tante. Adelphi lo pubblica ed è bellissimo davvero. Grazie. Tra le 1000 cose, professoressa, 2 sole. Una, ha fatto vedere le foto dei tetrarchi. Guardandole da vicino si scoprono nasi presi a colpi di martellate, secondo molti, anche orecchie, e poi le parti delle vesti, soprattutto credo sulla sinistra, in alcuni casi sulla destra, adesso non ricordo bene, sono sfregiate perché conterrebbero, questo è quello che ho letto di uno studioso inglese di cui scusate non ricordo il nome, conterrebbero dei simboli del potere, quindi sono stati tutti, un po' come buttare giù il demonio e gli altri, sono stati tutti eliminati da questa cosa. Le chiedo se questo aspetto sia stato studiato o meno. E poi la seconda domanda, che mi è stata suggerita da mia moglie, chiedere se è vero che c'è anche la Torre di Babele da qualche parte tra i mosaici. Beh, la cercherò, ormai non la cerco più, ormai non ho più a disposizione come avevo San Marco una volta. Nella Torre di Babele bisognerebbe guardare nel nartece, ma sapete non è ancora stato restaurato, può anche darsi. Lo guarderò, chiederò all'Antonella Fumo che sa tutto, se c'è la Torre di Babele. Può darsi, però ci sono soprattutto storie che ritornano ad Alessandria. Ci sono le storie di Mosè e poi appunto ci sono le storie di Giuseppe, proprio perché riporta il mondo di Alessandria, sempre per il legame con San Marco. Torre di Babele non lo so, questa domanda ci penserò e poi mi piacerebbe sapervelo dire. Quanto ai segni del potere, indubbiamente questi sono dei personaggi, degli imperatori, che poi siano stati scalpellati, forse quei fori che loro hanno con la specie che forse non si chiama berretto, ma insomma sul copricapo c'erano incastonate delle pietre preziose. Questi tetrarchi, abbiamo fatto anche un convegno anni fa e poi ne è uscito un quaderno, e dovevano essere appoggiati a qualche grossa colonna, sospesi un po' per aria, e poi nel volerli portare giù, come è successo in tanti casi, anche col Partenone, è successo che probabilmente sono caduti a terra. Può darsi che avessero dei segni del potere che siano stati eliminati. Certo che quello che rimane basta a confermare la potenza di queste 4 figure. C'è l'Augusto che abbraccia il Cesare, Diocleziano che abbraccia o Galerio, Costanzo Cloro, non lo so, e Massimiano, perché l'idea della tetrarchia, che era un'idea molto intelligente, era di dividere l'impero d'Oriente e l'impero d'Occidente, e poi ciascuno dei 2 imperatori si sceglieva il proprio successore, il Cesare,
Perciò quando moriva l'imperatore, l'Augusto, automaticamente subentrava il Cesare. Poi non è successo proprio così, però l'idea di Diocleziano è stata geniale, diciamo. Grazie. Buonasera. Sembrerebbe una barzelletta, invece un fatto recente, parlando di Alessandro Magno. Siccome la tomba di Alessandro Magno non è stata scoperta, e dicono, io non sono esperto, che fosse sepolto ad Alessandria, dove era sepolto anche San Marco, e qualcuno ha sollevato l'ipotesi che in realtà a Venezia ci sia Alessandro Magno, sarebbe uno scoop e non San Marco. Ecco, hanno fatto anche un convegno, mi pare, a Torino per dirimere questa faccenda. Sì. E poi c'è anche che suffraga questa teoria il fatto che nel museo diocesano, nel chiostro, c'è quella grande pietra tombale che ha la stella macedone, e perciò come mai la stella macedone, allora vuol dire? E invece c'erano tanti soldati che provenivano, soldati romani intendo, che provenivano da quelle zone, che perciò si facevano seppellire con la propria stella. E io non credo a questo. E la storia di Alessandro è stata messa in giro, poi è stata ripresa, poi col fatto che l'autore di questa idea aveva chiesto ripetutamente alle autorità ecclesiastiche di riaprire la tomba, poi a parte il fatto che non so se da quei pochi resti che ci sono si possa riconoscere se è Alessandro Magno o San Marco, e siccome è sempre stata rifiutata la cosa, allora questo ha aumentato l'idea che magari lì c'è Alessandro Magno. Io penso che sia San Marco. Io sono veneziana e per me è San Marco.